Amici delle Edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport, Italo Bonini di 5 Frondi. Torniamo in diretta con la pallavolo dopo la settimana santa trasmessa sui nostri canali social YouTube e Facebook. Potete trovare anche il link di tutte le processioni, di tutte le manifestazioni locali sul nostro sito. Siamo all'ultima giornata di campionato qui al Palabonini. La pallavolo Jolly 5 Frondi affronterà Volley Corigliano. Ecco le squadre pronte all'inizio della partita. Qui con me al commento, come sempre, Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati. Alla regia la solita Annalisa Grallo. Vi prego di andare a vedere le riprese della puntata, dove Annalisa si è superata realizzando dei collegamenti con i cellulari, per cui siamo riusciti a mandare in diretta quello che tutti gli anni non siamo mai riusciti, in quanto non siamo dotati di telecamere mobili, ma di una telecamera obsoleta. E invece quest'anno abbiamo ripreso anche nelle chiese le varie fasi di uscita e entrata dei santi. E anche la piccola processione che si fa E di rientro. al termine dell'affrontata, sì. La Coppa Calabria esposta al palazzetto. Non la vediamo. Non possiamo inquadrare perché si trova sulla destra, Nascosta. proprio all'entrata principale. È la prima volta che viene esposta qua al palazzetto, perché giustamente c'è stata la finale vinta dalla Jolly per 3-0 contro Belvedere, poi la trasferta a Roccella, la settimana di stop per le vacanze pasquali e adesso si torna in campo al Palabonini di 5 Frondi, quindi è la prima volta che viene esposta questa coppa in questo palazzetto. Le prime 4 squadre che ormai sono già proiettate verso i playoff. Jolly, Belvedere, Corigliano e Diamante Sport. Vediamo le formazioni, Gabriele. Sì, squadra in campo. Allora, per il Corigliano abbiamo l'alzatore Guidi, sì, c'è, presente. Poi abbiamo numero 11 Proto, 16 Foti, 18 Russo, il numero 3 Granata, numero 4 Martilotti, Che partirà al servizio. sì, il libero Avena, numero 2. Questa è la formazione per il 5 Frondi. Manca Cimino, quindi opposto Raul Spanò. Formazione tipo, Gabriele. Sì. Partita. Puntorieri, primo tempo di Peppe Orlando, Murato. Subito all'attacco del Corigliano con il numero 3. Con una palla mirata. Granata porta in vantaggio la squadra del Corigliano. Buona la costruzione del Corigliano, questa prima azione, sporca la palla nel muro della Jolly, non c'è nessuno a Sbilanciata coprire. in avanti. Sì. Martilotti al servizio. Puntorieri, questa volta alla parte opposta per Remo, non forza più di tanto Remo. Granata attacca forte, attacco centrale Questa di volta Orlando. Peppe Orlando aiutato dal muro avversario. Sì, ha colpito anche bene Peppe Orlando. Sì, ma c'era il muro ben appostato. Sì. Lo stesso Peppe Orlando al servizio, vediamo se le indicazioni sono per la spin che hanno... Sì, l'ha provata anche nel riscaldamento, Ah, quindi vediamo. no. Flot per lui. Riceve Martilotti. Attacco dall'altra Roto. parte. Bagher rovesciato per Pugliatti. Free ball. Quindi costruisce Corigliano. Tenta il pallonetto. Muro di Remo. Guido. Sì, Era ben bene. appostato. Muro di
Di chi era? Di Remo? Remo. Di Peppo? Ok. Sì, sì. Remo che non si fa beffare dal lanciatore avversario. Ancora Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Lunghissima. Out. Questa volta il pallone flottante suo va out. Quindi di nuovo parità tra le due squadre. Corigliano al servizio. Guido, il palleggiatore capitano, Guido Andrea. Riceve Varamo, attacco centrale. Attacco di Barreca. Si è preso un'invidia dai colpi di Orlando. E si fa sentire anche lui. Anselmo Barreca colpisce forte e ottiene il terzo punto per la Jolly. Pugliatti al servizio. Pallone ricevuto Granata bene. per Proto. Ancora una volta il Corigliano attacca da posto 4 e tocca sempre il muro avversario. Non c'è la copertura a fondo. 3 pari. Granata al servizio. Puntorieri. Attacca bene Fabio Colpo Remo. di testa di Foti che si stava preparando, era in ritardo sul muro. Passa in vantaggio quindi la Jolly Cinquefrondi al servizio con Fabio Remo. Spin per lui, molto Granata. forte. Attacco dalla parte opposta. Tocca il nastro. Attacco del numero 11 Proto. L'opposto della formazione ospite. Avanti di 2 la Jolly. Ancora Fabio Remo al servizio. Sempre spin tesa. Ottima costruzione del Corigliano che attacca forte con il suo numero 18 Russo. Non tiene Remo questa bomba. Gli arbitri dell'incontro, il primo arbitro Marciano Domenico, il secondo Scarfò Fabio. 5-4 il punteggio al Pallabonini di Cinquefrondi. Servizio Corigliano. Pallone su Varamo. Pugliatti. Varamo che si propone alla schiacciata. Schiaccia bene toccando il muro avversario. 6-4 riceve e attacca Varamo. E Jolly che si prepara al servizio con Anselmo Barreca. Riceve Corigliano, costretto ad un attacco semplice. Raul Spanò. Spanò molto bene, forte il suo attacco, non riesce a tenere in gioco. Andrea Guido. Ed è il settimo punto quindi per il Cinquefrondi, avanti di 3. Jolly in prima posizione in classifica, Corigliano in terza posizione. Barreca al servizio. Su Librovena che riceve lungo. E poi Varamo non si fa pregare, schiaccia bene questo pallone regalato dal libero avversario. Ottavo punto della Jolly. Ancora al servizio con Barreca. Riceve Russo e attacca pure, ma viene murato da Spanò. Richiesto ancora Russo, altro Muro muro. di Peppe Orlando. 2 muro a 1 consecutivi per la Jolly. Prima Spanò, poi Orlando, sempre sul numero 18 Russo. Ed è time out chiesto dal volley Corigliano, squadra allenata da coach Alfonso Bosco. Quindi
sul 9-4, primo time out chiesto nella partita. Squadre nuovamente in campo. Anselmo Barreca al servizio, ricevuto il pallone, attacca numero 18 Russo, viene murato, poi l'attacco è lungo ma prende Remo, Spanò, pallone recuperato del Corigliano. rientra in campo. Pugliatti come può, attacca Bravo Spanò, Spanò. ancora lui ad attaccare, un ottimo pallone, molto forte, ed è 10° punto della Jolly Cinquefrondi. Barreca ancora al servizio, È lunga, però ci mette la mano. Che schiacciata di Russo dopo l'intervento di Granata su una palla destinata out. ottima questa schiacciata di Russo, si coordina molto bene, ha lo spazio per attaccare, ne approfitta. 10-5. Proto al servizio, Giacomo Varamo, e il primo tempo bella combinazione, copre Puntorieri, c'è un'invasione. sì, del muro del Cinquefrondi. 10-6, 2 punti consecutivi per il Corigliano. Ancora il servizio Proto, pallone che passa, si tuffa Orlando e attacca Raul, dall'altra parte Spanò, tocca il muro avversario, però pallone che finisce out, mani fuori quindi per Raul Spanò, ed è proprio lui ad andare al servizio per la Jolly sull'11-6. Non colpisce al meglio Spanò, Proto tenta out, la palla lunga, viene toccata dalla spalla di Fabio Remo, che non riesce a spostarsi in tempo. l'ha tentato uno spostamento all'ultimo Fabio, infatti adesso se la ride con Varamo. 11-7, servizio di Russo per il Corigliano, spin per lui che si ferma sulla rete. 12° punto per il Cinquefrondi, 7 per il Corigliano. Varamo al servizio, Su Granata, e Granata attacca, Muro rimanda dall'altra parte, ma di nuovo si tuffa Spanò, alzata di Remo, così. Spanò lo rimanda di là, muro della Jolly, ma pallone che schizza via. 8° punto del Corigliano, azione un po' confusionaria. La schiacciata è stata del palleggiatore Andrea Guido. C'è stata anche una schiacciata di Pugliatti. Martilotti al servizio. Ci sta prendendo gusto Pugliatti a schiacciare nelle ultime partite. Sotto rete. 2 errori consecutivi al servizio per Corigliano, colpisce male il numero 4 Martilotti. 13° punto Cinquefrondi. Peppe Orlando al servizio,
Russo, Proto Mamma e mia, l'opposto. bella questa schiacciata, si coordina bene Proto, ottima l'alzata all'indietro di Guido. Assenza del muro della Jolly. Nono punto del Corigliano. Riceve Varamo, Pugliatti la smista per Fabio Out. Remo, out, colpisce male lo schiacciatore della Jolly. 13-10. Servizio Corigliano. Guido. Varamo riceve Pugliatti, la smista di nuovo per Fabio Remo. C'è il No. muro e poi la copertura di Barreca, un po' di confusione nella Jolly. Questa era un po' bassina. Puntorieri Bravo, la prende. Puntorieri. Tacca Fabio Remo, c'è l'altro libero. È una doppia. Sì. Ma c'era già prima una del Russo. Mi è sembrata la palla molto bassa. Trattenuta. (14-10). Pugliatti al servizio. Su Granata. E Granata servito. Out, colpisce male. Out. Colpisce male, ha cercato un colpo ad effetto. Pallone che è finito out in diagonale. 15-10, doppio libero per la Jolly. Come sempre Santa Croce e Puntorieri. Avena. Colpisce sempre forte l'opposto Guido. Guido Proto. Undicesimo punto Corigliano, adesso al servizio con Granata. Pallone su Sempre Varamo. Varamo. Primo tempo Di Barreca, di Barreca, funzionante. leggero, a centrocampo c'era un buco. L'ha presa all'ultimo secondo Barreca, è riuscito con un pallonetto a fare punto. 16-11. Spin per Fabio Remo. Tiene bene Granata. Alzenbacher per Proto. Bravo Santa Croce. Risponde qui. Santa Croce. Varamo. Tocca il muro avversario. Pallone che carambola. Ottimo questo attacco di Varamo. Ma bellissimo comunque la... Bella l'elevazione. Intervento dello Scugnizzo di Sì. Vierno. 17-11. Ancora Remo per la Jolly. Tocca. La linea, sì. Pesta. Si è sentito anche il verso dello sforzo fatto da Remo per questa battuta. Forse ha lanciato il pallone troppo in avanti. 17-12. Foti al servizio. Su Puntorieri. Tenta una Manda alzata, sì, era manda un po' in difficoltà il Corigliano. E poi pallone out di Russo, che ha schiacciato come poteva. due costruzioni da dimenticare per Sì, tutte e due le da squadre. una parte e dall'altra. Però comunque il pallone di Remo ha mandato in difficoltà il Sì, Corigliano. ha visto che non poteva Pallone fare lungo. la pipe, ha mandato una palla lunga. 18-12. Barreca al servizio, riceve il Avena, libero. attenzione al primo tempo. Messo a segno. Non pronta qua la Jolly su questo primo tempo. 18-13 il punteggio. Servizio di Proto. Riceve bene Varamo. Pugliatti sceglie e trova Raul Spanò che schiaccia forte. Non ci può arrivare nessuno su questo pallone, né il Russo né il libero Avena. Ottimo punto di Raul Spanò.
che ancora una volta schiaccia forte. 19-13, proprio Raul Spanò ad andare al servizio. Ricevuto da Russo. Russo Proprio si Russo ad coordina ma attaccare. tira out. C'è un'invasione. Sì, ravvisata dal secondo arbitro. Invasione nel muro della Jolly. 19-14. Russo al servizio, al salto. È out. Out. E se prima ha sparato l'attacco out, adesso spara la battuta out Russo. 20-14. Varamo al servizio per la Jolly. Ricevuto bene questo pallone, attacca come Era può, troppo. poi attacca dall'altra parte Raul Spanò. Stavolta Buono. c'è il libero Avena e free ball per la Jolly. Pugliatti Remo tenta la palla spinta e la spinge sulle mani dell'alzatore. e mette a segno il 21esimo punto della Jolly. Altro time out, sempre dalla parte del Corigliano di coach Bosco. Due time out chiesti in questo set, tutti e due chiesti dal Corigliano. Ecco inquadrato coach Bosco a dare le informazioni ai suoi. Fischia il secondo arbitro, squadre che possono rientrare in campo. Sul 21-14 riprende il pallone Varamo, pronto al servizio. Alzata ad una mano verso il centrale, quindi buon primo tempo del Corigliano. 15esimo punto per la formazione ospite. Martilotti al servizio. Si ferma sul nastro. Molti errori al servizio per il Corigliano. 22-15, cambio per la Jolly. Al servizio cambio. Esce Orlando ed entra il secondo alzatore Laurendi. Eccolo inquadrato, Laurendi sul 22-15. Pronto a servire. Pallone teso che torna nel campo della Jolly. Pugliatti la alza Ed è verso una Fabio bella Remo. parallela di Fabio. Ottimo attacco di Fabio Remo. Buona la costruzione della Jolly. Tutto nato dalla free ball. 23-15. Sì, la coppia Pugliatti centrale ha portato il muro avversario a non schierarsi sulla schiacciata, non schierarsi in coppia. Tanto è lunga questa. È lunga? È Io l'ho in, vista. Vista in dall'arbitro, da tutti e due gli arbitri. Il secondo libero lì nel quadrato dice che era in, Gabriele. Però l'ha vista da dietro. Boh. Non abbiamo il replay. 24-15. Ancora Laurendi. Sempre nella stessa posizione, stavolta sul libero. Schiaccia forte. Il numero 11 del Corigliano. Pallone recuperato della Jolly. Poi un duello aereo con Remo e il muro avversario. Con uno scatto felino di Pugliatti. Andate a recuperare questa palla a fondo campo, togliendola dalle mani di Varamo. 24-16, si chiude il cambio, quindi rientra Orlando al posto di Laurendi e poi ovviamente il centrale che lascia il posto al libero, puntorieri in questo caso. Palleggiatore dalla parte opposta al servizio, Guido.
pipe di Remo. Molto bene, Remo. Buca il pavimento del Pallabonini, Remo. Bello questo punto, molto rapido. 25-16 il primo set qui al Pallabonini di Cinquefrondi. Ottima Jolly con pochi errori. Dall'altra parte un Corigliano che ha sbagliato molto al servizio. Quindi primo set chiuso dalla Jolly per 25-16. Ci risentiamo tra pochissimo. Ecco inquadrata la Coppa Calabria per quel che si vede nell'angolino di entrata del palazzetto con un tavolino addobbato. E poi il pubblico presente al Pallabonini di Cinquefrondi. Questo sabato 27 aprile. A proposito di Aprile, presente qua negli spalti del Pallabonini Samuele Aprile, l'ex centrale della Jolly, che quest'anno ha disputato una stagione da titolare in Serie A2 con la Mezia. Squadre che rientrano in campo al Pallabonini di Cinquefrondi. Intanto vi ricordo di passare dalla nostra pagina Facebook Edicola di Pinuccio, la nostra pagina Instagram @ Edicola di Pinuccio, il nostro sito www.edicoladipinuccio.it. iscrivetevi anche al nostro canale YouTube che trovate qui sotto al video. 1-0 quindi di set per la Jolly Cinquefrondi. Partirà proprio la Jolly al servizio con Varamo. Pallone ricevuto e giocato dal Corigliano con il numero 3 Granata. La smista Pugliatti per Remo. C'è il muro avversario composto dal numero 14. Numero 14? Sì, ho visto bene. Che io non ce l'ho segnato il 14. Numero 4 è Martilotti. Quindi 1-0 Corigliano, servizio di Granata. Riceve Remo, tacco centrale di Peppe Orlando, messo a segno. Molto alto Peppe, questa volta è andato su. Salutiamo la famiglia Orlando che non è qui con noi. Vero, quindi salutiamo sul tutti divano quanti. Di casa a seguire il pupillo O al che ora è lavoro. al servizio.
riceve Granata dall'altra parte, attacca. Murato, Numero Proto. 11, sì. Restituito il muro immediatamente. 2-1 per la Jolly. Squadre del primo set, quindi non ci sono stati cambi né da una parte né dall'altra. Peppe Orlando riceve il libero e attacca E male attacca Russo. malissimo. Con il muro che era scomposto della Jolly, saltato in anticipo. E lui colpisce il pallone in ritardo, Russo. Sì, è stato forse il muro in anticipo lo ha... Va beffato. 3-1 Peppe Orlando. è out. Tre a 2. Foti al servizio. È out. Prima servizio out della Jolly, adesso servizio out del Corigliano. 4 a 2. Pugliatti al servizio. Su Avena. Russo si coordina bene, questa volta sfrutta le mani del muro. La palla finisce di poco out. Questa volta che il muro era ben composto, pallone out. 4-3. Servizio di Proto. Tesa su Fabio Remo. E viene servito Fabio Remo. Finisce out. Non c'è tocco. C'è il tocco? Non c'è il tocco. Non c'è il tocco. 4 pari. Ancora Proto al servizio. Molto tesa questa battuta. Troppo tesa. Troppo tesa. - 5-4 quindi il punteggio. Fabio Remo al servizio. Spin. Avena tiene bene. Si coordina Out. Proto, ma la palla finisce In. in. Forse per lo schiacciamento, Gabriele. 5 Era pari. molto forte questa. Si coordina molto bene l'opposto del Corigliano. Russo al servizio. Stavolta passa il suo servizio. Varamo schiaccia bene. Tenuto il pallone in gioco da Avena. Opposto di nuovo, ma questa volta Questo è fuori sicuramente. Un missile che parte. Pallone out. Di nuovo il vantaggio il 5 pronti. 6-5. Barreca al servizio per la Jolly. Riceve il libero, male, Avena. Poi schiaccia come può Granata. Pugliatti, la smissa per Varamo. Muro 1 del Corigliano, composto dal numero 6 Guido. Il pallone gli passa tra le braccia e mette a segno la Jolly con il 7° punto. Ancora Barreca al servizio. Riceve Russo. Granata in bagger dall'altra parte per Proto, costretto al pallone corto. Raul Spanò ci mette le mani in libero. Avena e poi Peccato. Russo che era arrivato sul Sì, pallone. viene intralciato da Avena che non si accorge che alle spalle arrivava il compagno, ma vedeva alla sua destra invece Granata. 8-5 quindi il punteggio. La rotazione con Barreca al servizio crea parecchi problemi al Corigliano.
Avena, Granata, Murato, ma c'è la mano del libero. Pallone tenuto in gioco in Bagher, poi la Jolly attacca con Varamo. Schiaccia Granata, forte Granata. Muro di tempo Raul pronto. Spanò. Erano messi bene Spanò e Orlando. Hanno coperto tutti gli spazi. Nono punto della Jolly. Anselmo Barreca. Russo, Pallone dietro per Proto, la prende Remo. Pugliatti all'indietro per Spanò, colpisce forte sul muro finisce avversario. anche in campo, prende esattamente l'angolino. 10-5 il punteggio. Altro time out chiesto dal Corigliano. Il terzo in tutto, 2 nello scorso set, 1 adesso in questo momento sul 10-5. Allenatore Bosco ha qualcosa da dire ai suoi. Barreca al servizio, pallone in sulla linea, lasciano sfilare i giocatori avversari. Ace per Anselmo Barreca, 11-5 il punteggio. Pallone raccolto in questo momento e riconsegnato ad Anselmo Barreca. Pizzica proprio la linea, la Sì. battuta di Anselmo. Di nuovo lui al servizio. Su Avena, Granata, Granata. muro della Jolly, ma la palla schizza a fondo campo. Era una granata questa. Sì. Che Giovaldo colpisce non il c'è muro. perché è qua, quindi non ci sono problemi, noi possiamo fare. 11-6. Quindi interrompe la serie positiva della Jolly il Corigliano con questo punto. Servizio Martilotti. numero 4, sì, Martilotti, il centrale della formazione ospite. Pallone Su corto, puntorieri, costretto al Bagher. Varamo, Murato, ma il muro finisce out. Bene Varamo. E quindi 12° punto per la Jolly. Avanti di 6. Varamo con il look dal ciuffo. L'hai inquadrato Gabriele? No. Tanto Spanò al servizio, ma è lunga questa. Lasciano sfilare infatti i giocatori del Corigliano. 12-7. Palleggiatore Guido al servizio. Pallone teso. Su Remo. Varamo tenta una palla spinta sul muro a 3. Tocca quel tanto che basta sulle mani del muro per portare a casa un punto. Varamo fa spesso uso delle mani avversarie del muro. 13-7. Aveva un muro piazzato. Sì. Proprio Varamo al servizio. Buona pallone tesa. teso. Primo Giuta tempo, Granata. ma c'è guardia sempre il Varamo, Pipe. pipe di Varamo. Granata, Tocca il muro, Santa Croce a coprire. Remo, Forte Remo. la palla finisce lunga. Bello questo attacco. Sì, E Avena non ha potuto farci nulla. sì, distribuzione in un'unica azione. Pugliatti sta servendo tutti, manca solo Santa Croce alla schiacciata, poi 14-7.
Pallone e ricevuto da questa parte la Granata. palla si agguanta Remo, tutta Errore. il Corigliano spinta in avanti, palla lunga, E c'è il cambio. Errore che gli è primo costato il cambio, cambio. esce il numero 3 Granata ed entra Dima. Il numero 10 del Corigliano. 15-7 il punteggio. Giacomino al servizio, proprio Riceve sul proprio nuovo Dima. entrato. Attacca in pallonetto. Il numero C'è un'invasione 11 della Proto. Jolly. Sì. In discesa. Invasione in discesa dal muro dopo aver colpito il pallone. 15-8. Giovanni Dima al servizio. Puntorieri. Spanò si coordina bene, spara una bomba, spara un proiettile da artiglieria di campagna. Avanti di 8 la Jolly. Peppe Orlando al servizio. Genflot per lui, Avena, Proto fermato dal nastro e poi Remo su un muro a 3 fa carambolare più volte la palla. Sì. Infatti il pallone si è proprio fermato sulla spalla del numero 11 Proto. 17-8 il punteggio al Palla Bonini. Secondo set. Peppe Orlando al servizio. Pesta, Anche è lui. la seconda volta che pesta Peppe. Ah sì, è sempre lui, è vero. Pure nello scorso set ha calpestato la linea. Sì, durante gli allenamenti ho bacchettato spesso Anselmo Barreca e Antonio Melara, Ma mai. che hanno continuato imperterriti. Tanto primo tempo di Barreca. niente da fare, non hanno recuperato la palla, primo tempo di Barreca. Quindi 18° punto, Jolly non riesce a raccogliere il pallone Corigliano. Attacca il numero 11 Proto. Dall'altra parte Raul la Jolly Spanò questa costruisce. volta muro, ma c'è guardia dietro le sue spalle. Ancora cercato Proto questa Proto. volta murato, il libero Avena di piede tenta Avena di agguantare questa palla. Proto l'opposto al servizio, Genflot, Varamo, palla spinta da Anselmo Barreca e poi servito Remo. (20-10) il punteggio, quindi i giocatori del Corigliano fermi ad aspettare questa ricezione. Fabio Remo al servizio, ancora Su forte. Dima, Proto si coordina, Bene. non ce la fa Pugliatti, senza Bene. muro Proto non ci provano proprio. Appunto. Ha avuto tutto lo spazio, si è coordinato benissimo e schiaccia forte. 20-11. Russo si ferma sul nastro ancora. per pochi millimetri di altezza. Gabriele avrebbe beffato la Jolly. Cambia nella Jolly.
al servizio, esce Barreca, entra Sicuro. Sicuro. Novità, Gabriele, il pantalone è dritto. Generalmente non l'abbiamo chiesto per quale motivo. Riceve bene Tanto riceve... numero 18 Russo. All'indietro Fabio, bella questa alzata. E grida tantissimo Remo. Abbiamo anche l'urlo di Fabio Remo. www.fabioremo.it. 22esimo punto, guarda che bella alzata che ha fatto. O www.fabiolinoremo.it. Ancora Sicuro al servizio, spin per lui, out dall'altra parte del palazzetto, quindi di nuovo in meno 10 il Corigliano. Si chiude il cambio, rientra Barreca, esce Sicuro, poi Barreca che lascia il posto a Puntorieri. Martilotti, Puntorieri, primo tempo fallito a farfalle di Peppe Orlando. 22-13. Non si sono incontrati il suo braccio con la palla. Ancora Martilotti. Sotto rete. Ancora molti errori al servizio del Corigliano. 23-13. Raul Spanò al servizio. Su Avena. Proto. Peccato. C'era Remo sulla palla ma finisce in tribuna. Non ce la fanno né lo Scugnizzo Santa Croce né Giacomo Varamo. (23-14). Andrea Guido al servizio su Remo. Primo tempo per Peppe Orlando, e questa volta si incontra con la palla ma troppo. Colpisce male più che altro. Ma visto che non si sono visti prima, allora c'era l'incontro, la capito? picchiata. 23-15. Ancora Andrea Guido al servizio. Remo di nuovo ci riprova questa volta. Stavolta si incontrano bene. Primo set point per chi è che batte. Chi è al servizio, chiedete formazione perché non sanno chi è al servizio. Intanto cambio, entra Raffaele Zangari, probabilmente alla battuta. No, la battuta c'è Varamo. Ah, sì. Se entra Raffaele Verrisi, entra la battuta. Raffaele Zangari. Sul 24-15 Zangari al servizio. Spin per lui. Lo specialista della spin? Come spinna lui non spinna nessuno. Eccola. Buono il suo servizio, mette in difficoltà la ricezione avversaria. Poi Fabio Remo non si fa fregare, ancora una volta mette a segno. 25-14 il secondo set qui al Pallabonini 5 Frondi. 2-0 di set per la Jolly. 25-15. 15? Yes. Mentre il primo 25-16. 25-16 il primo set, 25-15 il secondo. 2-0 per la Jolly. Ci risentiamo tra pochissimo.
squadre nuovamente in campo al Pallaponini 5 pronti. 2-0 di set per la Jolly. Non ci sono cambi nelle formazioni, anzi sì, nel Corigliano c'è solo un cambio. Il numero 10 Dima al posto di Granata, il numero 3. Nella Jolly non ci sono cambi, quindi riconfermate le squadre. Martilotti, Guido, Proto, Foti, Russo, Avena e Dima per Corigliano. Spanò, Varamo, Buttorieri, Remo, Orlando, Pugliatti e Barreca per la Jolly. Formazione Servizio tipo Russo, muro di Peppe Orlando. di 1-0 quindi per la Jolly. Orlando al servizio. Su Dima, Proto, mamma mia, Molto veloce questa azione, con una brutta ricezione. Il pallone sistemato dall'alzatore. ad una mano dove Proto fa sfoggio della sua tecnica. Quindi pareggio del Corigliano. Hack dalla parte Hack, opposta sì, con una mano, però non ce la fa per Russo. un pelo. Russo, bloccato dalla transenna. Due a 1 quindi per la Jolly. Pepperlan e Pugliatti al servizio. Sotto rete. Vediamo il blackout del terzo set. Sì. Servizio di Russo, Pugliatti, la smista all'indietro per Remo, schiaccia forte, c'è Questa volta la ci arriva. di Avena, schiaccia Dima, la prende Pugliatti, invece no, pallone che è caduto a terra. 2-3, quindi passa in vantaggio Corigliano. Servizio di Russo, Varamo riceve, Pugliatti al centro per Barreca. Costruzione, Dima attacca, c'è un monster block composto da Barreca. Remo e Barreca. Tocca a Barreca. 3 pari. Remo con Avena. la flot. Eh, Forte. Forte niente da questo. fare sull'attacco del solito Proto. Come mai Remo è andato in flot e non in spin? Strano. Dopo tutta la partita in spin. No, ha fatto anche delle battute in flot. No. Questo era un misto perché sembrava. Oh, Nastro si tuffa, Barreca e attacca Varamo, però non al meglio. break del Corigliano, il primo di tutta la partita. Sì. 3-5, avanti di 2 la formazione ospite. Foti al servizio. Sul Remo. Varamo c'ha la sua palla. Stavolta schiaccia bene. Stavolta schiaccia forte Varamo. Bravo qui. Buona palla di Pugliatti, mura 1 di Proto che proteggeva la parallela. Anselmo Barreca. Avena ad una mano. Op! Ci prova Barreca. Sì, Varamo porta fuori tempo Barreca prolungando la palla.
Del resto è stato un attacco improvvisato quell'avversario, con il primo tempo all'ultimo secondo. Era il primo o 4-6. al secondo? Primo tempo. Primo, secondo cosa? Era il primo tempo. Oh, Oh, spin forte di Proto che va out. Raul Spanò al servizio. Russo. Proto risponde Santa Croce, pallonetto di Varamo. Proto è out. Sì. E quindi riaggancia la Jolly. 6 pari il